Buongiorno cari amici e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi voglio parlarvi dell'importanza di alcuni momenti dell'anno, nell'arco dell'anno e di come appunto la ritualistica sia pagana o almeno così concepita che cattolica cristiana hanno appunto ricalcato andando a utilizzare la spinta di determinati periodi dell'anno. Abbiamo già in qualche modo accennato a qualcosa, ma mi soffermerò in particolare sul periodo di luglio, luglio/agosto. Eh, per quanto riguarda infatti la magia, ma anche il lavoro che facciamo all'interno di noi, è importantissimo tenere conto anche della ciclicità della natura, in quanto siamo completamente immersi in questa realtà, siamo soggetti alle stesse leggi che appunto riguardano e coinvolgono anche la natura in prima persona e dunque non ci possiamo ritenere al di sopra né di queste leggi né di questa ciclicità. Sebbene lavorando assiduamente, con fermezza e come dicevo nella scorsa condivisione, dolcemente con grande industria, è chiaro che usciamo un pochino al di fuori di queste forze, soprattutto collegate a questa realtà fisica, permettendoci dunque di elaborare e di trovare dentro di noi uno stato di livello di coscienza così elevato che ingloba le leggi a sua volta. A quel punto si usano le leggi, cioè si è soggetti e nel rispetto delle leggi si possono usare queste leggi. Dunque veniamo al periodo, a come è cadenzato l'anno e a un po' al significato di certi avvenimenti, tralascio gli avvenimenti inferiori, non perché abbiano meno importanza, ma perché possono lavorare su altri livelli della nostra esistenza, altre aperture e dunque hanno dei significati comunque e anche delle spinte differenti. Noi invece useremo intanto, osserveremo l'importanza che hanno gli equinozi e i solstizi, che sono quasi sempre corrispondenti a una festa di tipo religioso e che appunto danno l'avvio a nuove forze e nuova linfa anche all'interno di noi, perché noi riceviamo dall'esterno, dai regni spirituali superiori, delle forze particolari e possiamo appunto trasmutarle e usarle internamente dentro di noi. Ci sono appunto questi momenti magici e si comincia, il calendario magico non inizia il 1° gennaio ma inizia a marzo con l'ingresso della primavera. Ecco, questo è l'inizio di tutte le cerimonie, le ritualizzazioni partono da lì. Esistono infatti delle magie, soprattutto Cabala angelica, il cui periodo comincia proprio con l'ingresso della primavera, cioè con l'ingresso del segno dell'Ariete. Il segno dell'Ariete infatti corrisponde all'elemento fuoco, il primissimo segno appunto che apre l'oroscopo, apre lo zodiaco e ha un senso, è il primo proprio perché è il primo dei 3 segni che corrispondono all'elemento fuoco. Dunque corrisponde alla primavera, che è sempre un nuovo inizio, il nuovo rifiorire, questo nuovo ciclo che riparte. Dunque tutte le festività, Pasqua, anche le altre festività pagane che corrispondono a questo periodo, stanno annunciando un nuovo inizio. Ma attenzione, dal momento che la nostra esistenza è ciclica, il nuovo inizio non è mai scollegato dal ciclo precedente. Cosa voglio dire con questo? Sì, è vero che c'è un nuovo inizio, ma il terreno perché fiorisca, perché dia nuovi frutti e perché dia
i suoi risultati, cioè che venga ossigenato bene e affinché il seme attecchisca nella terra, il terreno va elaborato e lavorato in inverno. Cosa significa dunque? Veniamo al ciclo. Sì, è vero che noi seminiamo, sì, è vero che noi diamo una nuova spinta, ma dovremo approfittare delle energie interiorizzanti dell'inverno per fare un lavoro di raccoglimento interiore come impone appunto l'energia saturnina che è a cavallo tra Capricorno e Acquario e dunque tra dicembre-gennaio barra febbraio, diciamo più dicembre-gennaio, in quel periodo appunto noi, come impone Saturno, dobbiamo elaborare dentro di noi un bilancio un pochettino della situazione. Non è un caso infatti che i bilanci di fine anno vengano fatti in chiusura proprio in corrispondenza di questo periodo. Dunque, come in cielo così in terra. Dunque appunto analizzeremo la nostra personalità, gli eventi che sono intercorsi appunto nell'arco dell'anno, cercheremo di correggere i nostri comportamenti e i nostri atteggiamenti, insomma il nostro modo di pensare, di porci in merito alle situazioni, proprio facendo questo lavoro di interiorizzazione. E se rispettiamo determinati tempi abbiamo anche delle spinte più opportune rispetto ad altri periodi. Questo non significa che altrove, in altri momenti, non sia possibile fare questo genere di lavori. Assolutamente non intendo dire questo, è sempre opportuno fare questo tipo di lavori, ma rispettando certe ciclicità otteniamo dei risultati più intensi, più forti, perché riceviamo a livello cosmico delle forze specifiche molto importanti. Dunque la primavera e l'ingresso col segno dell'Ariete apre un nuovo ciclo e se noi abbiamo lavorato bene il terreno, questo ciclo sarà un ciclo fruttifero. Sarà importantissimo poi cadenzare, ricordiamoci ci sarà poi la festa di San Giovanni, importantissimo il 24 giugno per quello che riguarda appunto il nuovo cambio delle forze che avverranno, perché all'incirca nel solstizio d'estate noi abbiamo il momento in cui la luce è in massima espansione. Dunque questo significa pure che se noi riusciamo a lavorare bene, portiamo sempre un accrescimento interiore. Ricordiamoci sempre che non si tratta di fare la guerra all'ombra, si tratta invece di conoscerla, di portare luce nell'ombra, ma rispettare l'ombra che è dentro di noi, nel senso che dobbiamo portarla alla nostra consapevolezza, e in questo senso si intende portarne luce, ma assolutamente non dobbiamo combatterla per molte ragioni. La prima di tutte è che combattere l'ombra vuol dire nutrirla, darle una forza, che è la forza stessa che noi impieghiamo nella nostra battaglia. Non abbiamo bisogno di combattere nulla se non di correggere fermamente. Dunque affermare fermamente la polarità opposta eventualmente di una cosa se dobbiamo correggerla. Ma ricordiamoci sempre che la perfezione è nell'equilibrio. Dunque se una parte di cattiveria è presente in noi, non dobbiamo assolutamente rimuoverla, ma dobbiamo saperla indirizzare nei momenti in cui questa cattiveria sarà utile al nostro progresso e alla nostra sopravvivenza. Non significa schiacciare con cattiveria gli altri, significa solo tirare fuori quella grinta necessaria in certi momenti per saperci fare rispettare, ma in modo corretto, attenzione, per saper imporre senza prevaricare il nostro punto di vista. Pensiamo a quante volte siamo stati troppo morbidi, troppo passivi e questo è poi significato, poi sfociato magari in situazioni dove quello che era importante per noi o quello che erano le nostre emozioni o comunque i nostri obiettivi non venivano tenuti in considerazione, ma questo appunto è causato da un atteggiamento eccessivamente passivo. Dunque non dobbiamo passare da un estremo a un altro, ma portare i due estremi in equilibrio. Cosa significa dunque? Imparare a usarli in modo costruttivo, cioè nel modo migliore. Ecco dunque tutto il senso della correzione e il senso di questa luce che cresce in questa fase dell'anno. Nel momento in cui
la luce raggiunge il suo massimo, la sua massima espansione, appunto è il tempo di chiedere a noi stessi. Ricordiamoci che ogni volta che noi ritualizziamo, anche se facciamo una serie di gestualità esteriori, noi dobbiamo portare all'interiorizzazione tutto questo percorso e viverlo internamente, cioè capire che stiamo usando il pretesto dell'esteriorità per muovere delle cose all'interno. Se non riusciamo a farlo direttamente senza la ritualistica, cioè lavorando e spostando a livello di coscienza i meccanismi interiori, possiamo comunque avvalerci della simbologia, che del resto è una strada che persegue anche il Logos. Il Logos parla per simboli, per archetipi e dunque è una strada a doppio senso, dall'alto verso il basso, dal basso verso l'alto, e dunque possiamo, se non riusciamo a lavorare interiormente, lavorare esteriormente, proprio perché c'è questa completezza, questa interezza delle cose dentro, fuori, fuori, dentro, c'è corrispondenza, ok? Macrocosmo, microcosmo. A questo punto, se non riusciamo a lavorare nell'interiorità del microcosmo, proviamo ad agire esteriormente, ben consapevoli che non stiamo muovendo qualcosa esteriormente, veramente, ma dentro di noi. Proseguiamo con la carrellata. Un periodo estremamente importante, sebbene la luce stia discendendo, è il periodo di luglio. A livello astrologico luglio, infatti, soprattutto per l'astrologia antica, corrisponde alla costellazione Leone. Perché è così tanto importante questa fase, questo momento dell'anno? In primis, nel periodo di luglio la Terra è molto più vicina, cioè per l'asse e per il tipo di rotazione, di movimento che ha in quel momento, è nel punto di massima vicinanza con il Sole. E non per niente, infatti, Leone, questa costellazione e questo segno zodiacale di conseguenza corrispondono al Sole. Il Sole, infatti, in quel momento dell'anno è massimamente influente. Influente dove? Intanto in ogni ambito, in ogni settore. Il tempo della maturazione dei frutti, della raccolta del grano, è un tempo molto importante. Anche a livello simbolico questo tempo sarà importantissimo per noi, perché il momento in cui la coscienza, diciamo così, la coscienza divina che per il tramite dell'astro solare si espande e raggiunge la nostra Terra, sarà massimamente presente e vicina. Dunque è un periodo grandissimo, molto importante, dove veramente possiamo avvicinarci e a rafforzare il nostro percorso spirituale, perché in quel momento è come se allungando una mano i regni spirituali potessero essere toccati, perché così molto più vicini a noi, anche perché avviene un'espansione della coscienza grazie alla vicinanza del Sole. Dunque è un periodo molto importante e in fin dei conti la condivisione che vi porto oggi mirava proprio a porre l'accento, a evidenziare questo periodo proprio perché ci stiamo avvicinando e portandovi l'attenzione a questa situazione, a questa possibilità, mi auguro che la cogliate e che quest'anno possiate lavorare interiormente con la consapevolezza che in questo periodo è tutto molto più facile. C'è una spinta proprio in questa direzione. Non per niente, appunto, c'è l'ascensione della Vergine, che è simbolicamente l'ascensione dell'anima. La Vergine chi è se non l'anima? Io vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui e vi auguro appunto un buonissimo proseguimento e ci riascoltiamo, insomma ci ritroviamo alla prossima condivisione. Un grandissimo abbraccio dalla vostra Hildegarda. A presto.